Sesta corsa, premio Sultan Rock, una condizionata per femmine di 2 anni, sono ben 12 al via, 1 Brina di Risaia, 2 Brunator, 3 Banana Rama Jet, 4 Boston Dipa, 5 Birkin P, 6 Birgit, in seconda fila 7 Baria TRGF Risaia, 8 Bahia dei Greppi, 9 Biximo, 10 Baia dei Sogni, 11 Brooklyn Lux, 12 Bonitas. Vediamo, molto veloce all'esterno Birgit, ma è veloce anche Banana Rama al pari della debuttante Bruna Tor. Cerca di rientrare lungo la curva Antonio Di Nardo, ma alla fine passa Roberto Numero Vecchione 9 con Banana Biximau Rama. squalificato, numero 7 Baria TRGF Risaia squalificato, numero 5 Birkino P squalificato. Diverse squalifiche. Alla fine rimane al comando Banana Rama Jet con in schiena Bruna Tor. Arriviamo ai 400 in 31,2. Non è partito il cronometro ufficiale, intanto sempre in vantaggio la figlia di Ken Worketing davanti a Bruna Tor, poi terza lungo la corda Birgit, ricordiamo figlia di Defilé, sorellastra di Louvre. Intanto arriviamo in 48 scarsi ai 600 metri. Passaggio davanti alle tribune con Banana Rama Jet in vantaggio, suite all'esterno Bruna Tor in anticipo su Baia dei Sogni. Poi vediamo lungo la corda Birgit a precedere Boston Dipa, intanto 15-9 qui davanti alle tribune, sempre Roberto Becchione, Banana Ramagetta a condurre su Bruna Tor che ora l'attacca ai fianchi, chilometro passato in 1.19 secco, 15-2 la curva, sempre Birgit in terza posizione davanti a Baia dei Sogni, poi Boston Dipa, l'uno di Brina di Risaia, bello il duello in avanti tra le due femmine, Banana Ramagette e Bruna Tor che insiste al largo, Birgit vicino alle due, sembra ormai ristretta a queste tre la lotta per la vittoria con Banana Ramagette che allunga ancora sull'ultima curva, cerca di prendere fiato, Bruna Tor che va in corda, ora attaccata da Birgit, intanto Banana Ramagette ha preso buon vantaggio, 15-4 la curva finale, allarga un po' l'ingresso in retta d'arrivo, Banana Ramagette sostenuta da Roberto Vecchione, si avvicina a Birgit, una sbandata interna e alla fine Birgit che viene a vincere su Bruna Tor. Colpo di scena a 40 metri dall'arrivo, Banana Ramagetta aveva prima un po' allargato all'ingresso in retta d'arrivo, poi si è buttata, ha avuto uno scarto verso l'interno. Rivediamo proprio il momento in cui la cavalla si piega in maniera anche pericolosa per Bruna Tor che la seguiva. Ne approfitta Antonio Greppi e viene a vincere con Birgit a doppiare due corse, due vittorie per questa sorellastra di Louvre, questa è figlia di Varenne Defilé per il signor Daniele Ricci, il trainer di Luca Talpo. Vittoria un po' fortunata per l'incidente capitato a Banana Ramaget, una difesa caratteriale. La corsa praticamente vinta, comunque merito di Birgit, si è dimostrata anche oggi una buona cavalla che è venuta a vincere alla quota di 4,70.